La regione Veneto è una di quelle in cui è più alto il numero delle famiglie che sono costrette a spendere oltre il 20% del loro reddito per far fronte proprio alle spese sanitarie. Ha destato scalpore la diffusione dei dati emersi dalla ricerca di un professore universitario che ha scoperto come il Veneto sia in percentuale la regione del nord che spende di più in sanità privata. Siamo la prima regione in tutto il centro-nord d'Italia per questa percentuale di famiglie, oltre 125.000, che devono spendere più di un quinto del loro reddito per riuscire a curarsi. Purtroppo questa fotografia impietosa e clamorosa non fa che confermare quanto tantissime persone portano all'attenzione delle nostre redazioni, con un continuo flusso di segnalazioni che riguardano tempi lunghi per avere accertamenti ed esami, attese infinite per visite che alla fine mettono chi può nella condizione di andare privatamente. E chi non può permetterselo aspetta o semplicemente fa meno di curarsi. È un dato che non può non impensierire, soprattutto se pensiamo che rispetto alle famiglie del sud, quelle del nord e del Veneto in particolare hanno un reddito più alto, soprattutto se pensiamo che altri studi recentemente resi noti ci dicono che diminuisce il pagamento di ticket sanitari nella nostra regione. Per chi ha strutturato questo studio, il motivo di quest'ultimo dato è allarmante. Troppi utenti, a causa dei tempi delle liste di attesa, sono costretti a rivolgersi alla sanità privata. Quindi questo aumento di spesa sanitaria dei veneti finisce appunto nella sanità privata. Sono in molti a dire che l'autunno in arrivo sarà particolarmente duro per le fasce deboli della popolazione e c'è chi avverte che anziani senza capacità di spesa e famiglie in difficoltà con queste premesse potrebbero trovarsi a dover decidere se pagare le bollette, fare la spesa oppure accedere alla sanità in caso di lungaggini e attese infinite.